Ciao e ben ritrovati! Questa sera ho pensato di parlarvi di un prodotto eccezionale del Veneto, che è la casatella trevigiana DOP, denominazione di origine protetta. È un formaggio dalle antiche origini, tanto è vero che veniva prodotto a livello casalingo proprio dalle massaie, quando veniva avanzato del latte appena munto. Infatti si pensa che il nome derivi da casada e nel dialetto appunto poi casatella. E questo formaggio, nonostante ora sia prodotto nei caseifici con delle tecnologie moderne logicamente, mantiene inalterato il suo gusto ed il suo sapore particolare e caratteristico. La casatella si presenta come un formaggio molto morbido, dal gusto molto gradevole, dolce e con delle note leggermente acidule. È un formaggio prodotto solo ed esclusivamente con il latte vaccino intero, prodotto nei caseifici della provincia di Treviso. È un formaggio poi veramente ottimo in quanto mantiene inalterate le sue caratteristiche organolettiche, quindi è ricco di vitamine, di sali minerali, di proteine e quindi è adatto all'alimentazione sia del bambino che dell'anziano. E, oltretutto, proprio perché è un formaggio molto morbido e dal gusto delicato e gradevole, è possibile utilizzarlo in molte pietanze in cucina, dall'antipasto al dolce. Ed io questa sera ho pensato di presentarvi e di proporvi un panino gourmet. Il panino che questa sera vi vado a proporre è un panino gourmet vegetariano. Gli ingredienti sono la casatella trevigiana, il pane fresco adatto per fare il burger, quindi un pane morbido, una crema di porri, del pomodoro tagliato a fettine sottili e del radicchio di Treviso. Prepariamo il panino. Iniziamo con la crema di porro che andremo a stendere. Poi mettiamo del radicchio leggermente condito con un po' di sale, di aceto balsamico e di olio, poi logicamente va a gusto personale. La casatella a fettine, così si sente di più il suo gusto. E del pomodoro. Poi lo chiudiamo e lo pressiamo leggermente. Il panino vegetariano gourmet è pronto, la protagonista è la casatella DOP trevigiana e io vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!